Tutti in autobus con Franco Ricciardi che sceglie la metafora del viaggio per il ritorno sulle scene dopo anni di inattività. Autobus appunto è il titolo dell'ultimo lavoro del cantante napoletano che, ormai smarcatosi totalmente dal panorama neomelodico, decide di incontrare la stampa a Piazza Castello. Un grande viaggio, parte il mio nuovo viaggio, quello autobus che rappresenta l'aggregazione, rappresenta il confrontarsi, e questo disco è così. Ci sono tanti amici che mi sono venuti a trovare in questo disco, quali Jack La Furia, Gue Pequeno, Ivan Granatino, TF, Luchea. Questo viaggio nella musica, un viaggio nella ricerca del nuovo. Io sto sempre alla ricerca dell'emozione perché io amo emozionarmi per poi poter emozionare gli altri che mi ascoltano. C'è un primo pezzo che si diceva prima rivisitata, abbiamo fatto un'altra versione, l'abbiamo chiamata Inside Napoli, questa versione qua che è la sigla iniziale del film Songhi Napoli dei Manetti, e poi c'è un altro pezzo che si chiama Verità. La verità che mi è stato chiesto dai Manetti non doveva entrare nel disco. L'ho fatto guardando il film, guardando la sceneggiatura del film. Questo pezzo racconta la storia di un boss, perché io in questo film faccio il personaggio, faccio il boss. Niente, ho guardato la sceneggiatura, è venuto fuori questo pezzo che racconta un po' che questo boss avverte la fine e chiede redenzione, cerca la redenzione, e per poter chiedere e cercare la redenzione hai bisogno di confrontarti con quella che è la verità, e appunto il pezzo si chiama Verità.